Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo in diretta dal Salvatore Favazza di Terrasini per la penultima giornata del girone A di promozione siciliana. Oggi si affrontano Partinica Audace e Licca Carenze, due squadre che hanno già il destino segnato. Il Partinica Audace rimarrà in promozione, mentre Licca Carenze è già retrocessa da un pezzo in prima categoria aritmeticamente, ma chiaramente cercherà di onorare il campionato fino alla fine. Apre tutto da Scrozzo, si sovrappone Viscuso, la viene a raccogliere Scardina, c'è il 2 che si è proposto, anche Butera in profondità, davanti alla porta Butera, Gallina fa un grande intervento e allora il risultato rimane sullo 0-0. Club di Amato, quindi qualche patema lo mette, però occhio a questa palla di Scardina per D'Amico, non alza la bandierina di guardalinee, la alza adesso, c'era il gol di D'Amico, ma c'è fuori gioco. Calcialo bianco sul secondo palo, arriva Catanzaro con i pugni, poi anche questa palla riproposta in mezzo, Tassone va giù, conclusione e il Carenze in vantaggio al Salvatore Favazza di Terrasini. Partinico che va sotto nel punteggio. Viscuso, stacca di testa Anselmo, D'Amico, palla per Butera, davanti a Gallina, Butera, palla fuori, altra occasione sprecata di pochissimo. Dopo la parata di Gallina, il tiro fuori di Butera. Gioca il Carenze, va sull'anticipo Viscuso, buffata Dragni, allora la ripartenza condotta da Scardina che va al cross sul secondo palo per Butera, controllo del 9 e poi la palla esce ancora una volta di pochissimo. Nel giro di un minuto Butera è andato ad un passo dal vantaggio, oltre e allora il rinvio di Gallina, stacca di testa Viscuso, accelera Scardina, si sovrappone Carmelo Viscuso, Scardina fa da solo, zona tiro, può pensare a una conclusione col destro, si allunga Gallina, prova ad andarci Butera e poi succede un po' di tutto vicino alla bandierina, quindi corner per il Partinica Audace. Colpo di testa di Viscuso, poi prova ad andare Scardina che cerca D'Amico, ritorna il pallone all'ex Trapani, corre il numero 11 sulla fascia, la tiene in campo, può pensare al cross, cercato D'Amico, buono stacco di testa ma la palla esce, bene Fili, poi Anselmo per Butera, ancora Anselmo, il cross, la palla passa, Scardina, Gallina miracolo e poi D'Amico alza ancora la bandierina delle guardaline, quindi fuori gioco. Viscuso mette giù col petto, buona palla per Scrozzo, Viscuso la rivola ancora, va per vie centrali invece il numero 8, buona giocata individuale di Scrozzo per Butera, la parata di Gallina. Poi il guardalinee è stato un po' crudele nell'annullare tanti gol. Tanto subito questa palla per Longo, si gira, può calciare col mancino, Longo! Ci ha messo neanche un minuto a pareggiare i conti. Daniel Longo, il capocannoniere del Partinica Audace, continua a segnare, continua a fare l'uomo decisivo. E quindi 1-1. Amiri apre da Viscuso. Col destro Scardina accelera, il cross a rimorchio è buona per Pulizzi che fa un grandissimo gol, si era sbloccato con il Carenze e oggi ne segna un altro pesante che vale l'1-2 micidiale del Partinica Audace. Scardina perde l'equilibrio, fallo e occhio Scardina è già ammonito e quindi il secondo giallo mi pare di aver capito che gli costa l'espulsione. Pulizzi, Maranzani in verticale per Giorgio Pulizzi che può andare all'1 contro 1 con lo bianco, scatta il 10, la tiene incollata al piede e va col destro, bella giocata individuale di Pulizzi ma la palla è uscita. Il secondo fair play in campo, ma l'azione di Carenze prosegue a vuoto Maranzano su San Paolo, quindi il cross, Fili ribatte,
ancora San Paolo, ancora ribattuta, un assalto lì Carenze e poi Catanzaro ci mette una pezza bloccando questa palla. Ancora Miri, Viscuso, pensa al lancio, occhio a questa palla per Longo, accelera Longo, davanti a Gallina, la mette in mezzo e c'è lo zampino di Gabriele Butera. E sono 11 in stagione tra l'esperienza all'Ascari Cefalù e quella al Partinico Audace. Continua il suo momento di grande forma Gabriele Butera, ma Longo ha fatto una bellissima giocata del suo subentro, ha cambiato la partita, un gol e un assist anche per lui. Renze ci sta a reggere, occhio intanto a questo recupero palla di Butera che manda in porta D'Amico, a tu per tu con Gallina, D'Amico col mancino, palla alta sopra la traversa, scrozzo in verticale per Butera che si va a prendere tutta la profondità che gli concedono gli avversari, servito a Longo, può fare la doppietta, blocca Gallina. Punizione battuta da Longo a cercare il secondo palo dove c'è Viscuso che segna il suo secondo gol con la maglia del Partinico Audace. 4-1 e abbraccio con Abbenante. Viscuso, Butera, la palla nello spazio per Scrozzo, c'è nota in aria la conclusione dell'ex Cus. D'Amico a cercare Viscuso che poi prova il tiro, va sul fondo. Triplice fischio, termina adesso il match tra Partinico Audace e Carenze con il 4-1 in favore dei neroverdi che con merito ribaltano tutto nella ripresa.